Bella raga, ciao a tutti, come andare Veneziano? Vai Fioi! Allora Fioi, questo è l'esperimento degli esperimenti, Fioi. Questa è la squadra del canale, dello zoccolo duro. Allora Fioi, se qualcuno si ritrova in questa squadra però non è sul gruppo Telegram del Cume, mi scrive sotto il video il nickname su Telegram che lo aggiungo sul gruppo, così ci sentiamo là e ci accogliamo, ci facciamo due risate. E vi avverto in caso di cambiamenti della squadra. E questo ragazzi è un esperimento perché siamo su PES 17 stramoddato, perché il 18 ancora non ha mod fatte bene, e soprattutto con i costanti aggiornamenti rischio di dover rifare la squadra 20 volte. Allora intanto ci accontentiamo di questo e vediamo se l'esperimento insomma, della squadra del canale dello Zoccolo Duro, insomma i fedelissimi del Cume. Ecco, se qualcuno vuole inserirsi chiaramente deve stare un po' in live, più lo vedo meglio è, insomma, ecco, perché volevo in questa sera dovrei mettere tipo 30-40 persone, non è possibile, e allora insomma vediamo, ecco, in base a chi c'è e chi non c'è, posso aggiungere o anche togliere, perché metti che Paul Heyman, il porco di Heyman, non viene più alle live, allora lo togliamo e mettiamo un altro. Comunque andiamo, dai. Allora ragazzi, questi sono i numeri di maglia, così vediamo che giocatori. Ecco Pirchio che è il numero 25, è un difensore centrale. Poi c'è Mark Pintus, terzino destro al numero 5. Kino Belic, il primo straniero serbo, numero 11, attaccante. Emanuele Peri, terzino sinistro, numero 26. Mencarelli, centrocampista destro, diciamo alla destra, numero 37. Michelotto mediano pauroso, ragazzi, questo fa paura a chiunque, numero 20. Zincaro, numero 8, anche lui mediano. Il Bode, attaccante, il belloccio della squadra. Apicella, difensore centrale formidabile. Numero 3. Alerec, terzino sinistro, numero 4. Chiaramente l'estetica l'ho scelto anche in base al mio gusto, un po' per differenziarli, un po' per renderli tutti un po' pazzi. Eccolo qua il treno giamaicano, il secondo straniero, ragazzi, questo puntiamo molto su di lui. Grande Terence. Gervasi, altro difensore centrale, coppiata con Apicella, spero devastante. Numero 2, Terence al 7, Alec il 4, poi il 19 Nicolò Pardo, è un terzino destro. Poi il nostro Gheorghe Agile, Andrea Pirro della situazione, numero 21, gioca davanti alla difesa Alexandru Eva. Il porco, l'uomo che ha scritto pagine indimenticabili del canale, numero 10, trequartista Paul Heyman Gay. Il nostro mito 125 che collaboro sempre, ho collaborato tanto in passato, comunque faccio anche i video di Formula 1 e tutto, il nostro portierone pazzo. Charmy, l'altro portiere, il numero 12, mito numero 1 chiaramente. Alex Beck, il numero 23, è un'ala destra. Daniel Andrew Mayweather, alla sinistra, numero 14. Rocco Barocco, punta, numero 30. Darkstar, numero 18, difensore centrale. Il Cumendone, eccolo qua, numero 9. Gigi Palla, signori, guardate come ho creato Gigi Palla, numero 32, trequartista. Infatti si gioca, cioè nel senso deve stare attento Polema perché il signor Gigi Palla può togliere il ruolo. Alamos, 15, terzino destro. Traina, il nostro irlandese, numero 16, ricordiamo che Daniel Andrew è inglese, c'era un po' di stranieri, lui è difensore centrale numero 16 e poi basta ragazzi, questi sono i bellocci della squadra. Lo schema di gioco è questo, ma ci sarà spazio per tutti, le riserve non si devono preoccupare perché ci saranno molti cambi nel corso della stagione. Allora, mito in porta, Alerec terzino sinistro, Pintus terzino destro, Apicella e Gervasi i due difensori centrali, il nostro Pirlo, Gheorghe Agi, Alexandru, Terence e Alice Beck le alla destra e alla sinistra, Paul Heyman trequartista 79, Bode e Cume 79, anche no, che cazzo so di dirvi, cioè, 79 la forza, scusate, Paul Heyman trequartista, Bode e Cume attaccanti. E poi ragazzi avevo un bel po' di panchinari che però spiego subito. Allora, Nicolò Pardo, Peri, sono terzino destro, terzino sinistro di riserva, insieme ad Alamos. Questi sono i terzini che chiaramente avremo bisogno perché se è un ruolo vi si stancano presto. Poi c'è Michelotto che è il nostro jolly alla mediana, con lui non si passa, quindi entrerà tante volte nel secondo tempo. Zincaro lo stesso, Mencarelli è la riserva di Alice Beck e invece Daniel Andrew è la riserva di Terence, ma ripeto questi sono ruoli dove cambieremo spesso anche perché non è facile. Poi abbiamo Rocco Barocco e Kino Belic, i due attaccanti di riserva, Pirchio il difensore centrale insieme a Traina, Gigi Palla trequartista, Heyman sta molto attento, Charmy il portiere di riserva e basta, questi sono tutti, insomma. Darkstar difensore centrale abbiamo detto, mi sembra.
E niente, poi ci sarà spazio per tutti, chiaramente, perché durante la stagione ci saranno infortuni, giocatori che giocano male, anche la forma, insomma, in base anche alla freccezza della forma, valuteremo chi mettere. La squadra a 3 stelle e mezzo, quindi siamo, diciamo, favorite per la promozione, ma giochiamo a livello massimo, quindi sarà dura. Ripeto, un esperimento in attesa di PES 18, speriamo possa piacere. Chi non è dentro la squadra può entrare, magari se lo vediamo di più nelle live, sicuramente ha più possibilità. Apicella è anche un po' lo sponsor, il presidente, visto che praticamente fa donazioni a non finire, grazie a Api. E niente ragazzi, chi è in questa squadra ma non è nel gruppo Telegram, mi scriva sotto il video il nickname di Telegram, o se proprio non vuole scriverlo sotto il video, me lo può scrivere su Facebook, mi aggiunge Comenda Veneziano, e accetto l'amicizia, oppure su Instagram Comenda_Veneziano. Raga, un saluto dal Comandone Veneziano, forza Venezia e forza lo zoccolo duro del canale, perché lo sapete, vi voglio bene. PS, il bode e il belloccio della squadra. Ciao!